Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni settimana in diretta alle 19, la puntata dedicata interamente al calcio dilettantistico siciliano. Siamo in diretta sino alle ore 21 e da questa settimana siamo anche in diretta sulla piattaforma Sky, canale 823. Una puntata abbastanza interessante perché ci sono parecchi risultati anche un po' a sorpresa. Andiamo subito a presentare come al solito alla mia destra impostazione per quanto riguarda il campionato Serie D e il campionato di eccellenza, il nostro mitico direi, Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Bene, bene. Hai saputo che i risultati un pochettino a sorpresa che ci sono stati? Ma sicuramente è stato un turno interessante. Benissimo. E salutiamo subito naturalmente la nostra penaltina, la nostra splendida Jenny che ritorna dopo una settimana di assenza, ma so già che dalla prossima settimana ritorni di nuovo, non dico in vacanza, però ti assenterai di nuovo. Una volta soltanto. Con la promessa che da novembre, quando tutto cambierà, non mancherà mai. Tranquilli. Vabbè, ci sarà la solita bellissima Federica che ti potrà sostituire alla grande. Bene? Certo. Ok, e adesso salutiamo anche i nostri ospiti, almeno quelli che sono arrivati nella prima parte. Abbiamo il presidente della New Team Ragusa, Giovanni Vitale. Buonasera Presidente. Su con la vita, una sconfitta non pregiudica nulla, anche perché accanto c'è il mister, quindi vuol dire che il mister non è saltato dopo questa sconfitta. Ci ridiamo su chiaramente. Un saluto a Fabrizio Vacca, allenatore della New Team Ragusa. Una battuta velocissima, 0-3 in casa. Vabbè, ma non è la fine del mondo, credo. Il risultato è indiscutibile, non si può discutere sul risultato. Ma questo non implica drammi? L'andamento della partita sì. Anche perché il progetto New Team Ragusa continua a prescindere da questa sconfitta. Il risultato indica un divario tecnico tra le due squadre che a mio modo di vedere non c'è stato. Ho capito. Benissimo, allora a questo punto dopo aver presentato i nostri primi due ospiti mi rivolgo subito a Carmelo sul campionato di Serie D, però prima i risultati ce li facciamo leggere come al solito dalla nostra Jenny. Jenny, sei pronta? Certo. Benissimo, allora risultati di questa domenica CND, settima giornata di andata, 11 ottobre, a te parola. Allora, Cavese Gelbison 3-0, Frattese Gragnano 3-0, Leonfortese Due Torri 0-0, Marsala Agropoli 0-1, Rende Reggio Calabria 2-1, Roccella Aversa Normanna 0-2, Siracusa Palmese 4-0, Vibonese Città di Scordia 2-1, Virgor Lamezia Noto 1-2 e riposa invece il Sarnese. La Sarnese. Bene, per quanto riguarda invece la classifica, come adesso andremo a vedere, la Cavese con questa bella vittoria in casa per 3-0 praticamente diventa la nuova capolista. Eccola qua già in schermata e la legge come al solito la nostra Jenny. Cavese 16, Palmese Vibonese 13, Roccella Frattese 12, Roccella, Frattese, scusate, già l'avevo detto, Città di Scordia, Sarnese Siracusa 10, Agropoli Aversa Normanna 9, Due Torri 8, Gragnano, Marsala, Leonfortese, Rende, Noto 7, Reggio Calabria 6, Gelbison 4, Vigor Lamezia 0. Da notare appunto che l'Aversa Normanna ha 2 punti di penalizzazione. Il prossimo turno a questo punto, l'8ª giornata che si giocherà non domenica ma bensì mercoledì 14 ottobre 2015. Gli incontri saranno Agropoli Siracusa, Aversa Normanna Leonfortese, Città di Scordia Frattese, Due Torri Cavese, Gelbison Vigor Lamezia, Noto Rende, Palmese Vibonese, Reggio Calabria Marsala, Sarnese Roccella e riposerà il Gragnano. Allora, Carmelo, la situazione un pochettino adesso incomincia a piacere, soprattutto per una squadra siciliana. Il Siracusa, che lo vediamo in ascesa, dall'avvento di Sottilli in poi, credo che abbia ingranato una marcia positiva. L'ascesa del Siracusa, dicevi bene Ettore, continua anche oggi una straordinaria prova di forza con la doppietta del solito Emanuele Catania, trascinatore indiscutibile di questa squadra che con la cura Sottil ha ottenuto 9 punti in 3 partite. Da quando c'è il tecnico piemontese i biancazzurri hanno fatto sempre bottino pieno. Tuttavia la remontata del Siracusa non è semplice perché le campane davanti stanno camminando, è rimasto infatti inalterato il distacco dalla capolista Cavese che oggi ha inflitto un sonoro 3-0 al
Val Gelbison, Cilento, balbettano le altre siciliane, fa eccezione solamente il Noto che ha vinto 2-1 alla Mezza sul campo del Fanalino di Coda, in una partita più impegnativa del previsto, ma la Vigor dopo essersi vista togliere la penalizzazione sta dando segnali di ripresa, quindi comunque una vittoria importante per l'11 di Gaspare Una Cacciola. bella battuta adesso sullo Scordia che insomma ha perso questa domenica. Lo Scordia oggi ha perso, però anche lì la squadra di Natale Serafino ha fatto un discreto secondo tempo, ha pagato l'inizio balbettante, però poi ha trovato il 2-1 troppo tardi, cioè al 90esimo con Diop. Se avesse accorciato le distanze prima, probabilmente il pareggio sarebbe stato anche il risultato più idoneo. È uno Scordia che comunque continua i segnali di crescita, nonostante nelle ultime 2 settimane ci sia stato un rallentamento, però sotto l'aspetto del gioco Natale Serafino secondo me può essere soddisfatto. Valutando anche che comunque nella partita di Coppa ha eliminato il Siracusa. Assolutamente. Continua ancora il sogno in Coppa. Assolutamente, cioè lo Scordia in questa fase del campionato sta bene. Adesso la sfida sarà mantenere inalterato l'entusiasmo che è stato generato soprattutto dopo la vittoria di Marsala e soprattutto questo passaggio in Coppa, questa vittoria al De Simone di mercoledì che giustamente sottolineavi tu. E domenica c'è la Frattese in casa. Partita molto impegnativa, così come impegnativa la gara del Siracusa che ad Agropoli se la vedrà veramente brutta. L'Agropoli oggi è andata a vincere al Municipale di Marsala e sarà una gara impegnativa e forse sarà anche la prova del 9 per capire veramente se questo Siracusa può ambire alle primissime posizioni. Ho detto domenica ma si giocherà mercoledì, c'è il turno infrasettimanale. Il prossimo turno. Il prossimo turno, bene. Una battuta veloce anche con i nostri ospiti. Fabrizio Vacca, allenatore della New Team Ragusa. Il cambio Sottil ha dato i frutti, evidentemente c'era qualcosa all'Acqua che non andava perché i giocatori sono gli stessi, Mascara infortunato era prima, infortunato rimane adesso, qualcosa evidentemente è cambiato, forse nello spogliatoio, quanto può incidere l'ingresso anche di una certa personalità di Sottil? Sicuramente Sottil è un allenatore che ha un grande passato ed è una persona che è anche subentrato già parecchie volte ad altri colleghi, quindi già è in grado di capire da dove iniziare. Ha valutato bene mettere alcuni punti fondamentali. Non sappiamo poi gli equilibri che c'erano tra Mascara e l'Acqua. Sapevo che... Anche tu hai pensato che possa esserci stato qualche cosa che abbia un po' incrinato anche l'equilibrio all'interno dello spogliatoio? Inizialmente erano partiti in stretta collaborazione, per quello che so io all'Acqua era in panchina ma gestivano insieme con Mascara la situazione. Mascara spero che veramente prima o poi si prende questo benedetto patentino e cominci ad allenare, so che adesso farà parte del corso, quindi voglio dire... Così finalmente potrà spaziare con più serenità, no? Poi per come la vedo io è già difficile decidere, io da solo devo decidere, è già difficile per me. Ecco, anch'io non sono d'accordo su queste accoppiate. Decidere in due diventa ancora più difficile. Sulle accoppiate sono anch'io non molto d'accordo. Presidente, lei lo metterebbe mai un tutor vicino a Fabrizio Vacca? No, lei che... Lei si fida? Anch'io sono dell'opinione che deve decidere una sola persona e assumersi le sue responsabilità. Nel bene e nel male. È vero, è vero. La verità poi, Ettore, che nel calcio sia ad alto livello che a livello dilettantistico i tutor non esistono, l'allenatore è sempre uno. È vero. E quando ci propinano le accoppiate così per... C'è qualcosa che puzza. No, le accoppiate solamente per aggirare i regolamenti. Quando l'allenatore che deve allenare non c'è il patentino, gli metti il tutor e la presenti ufficialmente come un tandem, ma i tandem non esistono e lo sappiamo. Nel caso di All'Acqua non penso che sia così, perché All'Acqua è un tecnico abbastanza... Sì, ma infatti il problema è che All'Acqua faceva l'allenatore e poi dipende le condizioni non Comunque io penso che a questo punto puntiamo tutto sul fatto che il Siracusa adesso comunque mi sa che ha ingranato una marcia positiva e sta andando abbastanza bene, no? Insomma i risultati sono dalla parte di Sottil. La piazza sicuramente lo aiuterà, perché creare entusiasmo in una piazza come Siracusa sarà sicuramente una forza in più. Una forza in più.
indubbiamente. Bene, allora abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato interregionale, la Serie D mitica. Vogliamo ricordare il numero di telefono per il selfie, perché ne sono arrivati tantissimi, ne vedremo qualcuno anche questa sera. Ricordiamo il numero perché così avete sempre modo di mandare in qualsiasi momento il vostro selfie prima della partita, dopo la partita, sul pullman, durante la settimana, e poi vi rivedrete naturalmente a penalty. Allora, il numero è 336 97 07 92 07 92 27. 07 27. Non riesci Me lo ad devo imparare? insegnare a memoria questo numero. Niente, non riesci, va bene, ok. Allora a questo punto vediamo se sei talmente brava nel lanciarci la pubblicità. Va bene, io ricordo ai nostri amici di non cambiare A canale. proposito, ma dovevi salutare un tuo fan che ti ha scritto sulla tua pagina. Sì, io fallo volevo subito. salutare il nostro carissimo Luciano che ci segue in tutte le puntate di Penalty, Sì. è messo lì seduto sul divano adesso, infatti Sì. mi ha mandato Forse è un messaggio. tecnico, un giocatore, No, è solamente un è tifoso. un tifoso Bene. e segue anche Penalty, e quindi saluto Luciano e il piccolo Riccardino. Benissimo. Allora, rimanete con noi, Sì. torniamo tra pochissimo, pubblicità. Da questa puntata ci potete seguire anche attraverso la piattaforma Sky 823. So che tu sei un tesserato Sky e quindi ci potrai seguire anche in HD su Sky. Sei contento? Beh, volentieri. Bene, bene, bene. Allora a questo punto, carissima Jenny, è il momento di parlare del campionato di eccellenza, però prima devo salutare il nuovo arrivato, un altro ospite del Ragusano. Parliamo del direttore sportivo del Calcio Vittoria, Salvatore Iapichino. Salve, buonasera a tutti voi. Buonasera. Positiva oggi la vostra domenica. Vittoria Bella in domenica. casa, quindi lei è Bellissima sereno. domenica, sì, tranquillo, Benissimo. rilassato. Ok. Allora, risultati del campionato di eccellenze, il campionato che seguiamo in modo particolare anche grazie alla corrispondenza di Celeste Caradonna, e diamo subito i risultati, poi la classifica e i commenti con i nostri ospiti. Allora, Atletico Campofranco, San Cataldese 0-1, Cus Palermo, Libertas 2010 1-1, Dattilo Noir, Raffadali 4-0, Gela Camarat 4-1, Mazzara Paceco 3-0, Mussomeli Parmonval 0-2, Castelbuono Folgore Selinunte 1-1, Pro Favara Alba Alcamo 1-1. Grande ed importante vittoria del Dattilo Noir in casa per 4-0, vittoria che permette alla squadra guidata da Formisano di raggiungere la vetta solitaria in questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica. Dattilo Noir 13, Castelbuono Mazzara 11, Paceco Selinunte San Cataldese 10, Gela 9, Cus Palermo Folgore Parmonval 7, Alba Alcamo 6, Atletico Campofranco Libertas 2010 4, Raffadali Mussomeli Camarat 3, Pro Favara 1. Prossimo turno, domenica 18 ottobre, come al solito sarà una domenica importante con importanti anche incontri. Alba Alcamo Castelbuono, Folgore Selinunte Dattilo Noir,
Camarat Atletico Campofranco, Libertas 2010 Mussomeli, Paceco Gela, Palmonval Mazzara, Raffadali Cus Palermo, San Cataldese Pro Favara. Questi saranno gli incontri di domenica prossima. Carmelo, facciamo subito un commento su questo girone perché poi vedremo anche l'incontro importante del Cus Palermo che ha pareggiato in casa contro la Libertas 2010. Avremo anche un collegamento con il mister Marco Aprile. Allora, come hai visto questa giornata nel girone A di eccellenza? Più che la giornata del Dattilo, che tutto sommato vincendo con Raffadali ha fatto il suo dovere, secondo me questa è Celeste Caradonna, ce l'aveva detto la settimana scorsa, è stata soprattutto la giornata del Mazzara che sale al secondo posto e soprattutto è stata anche la giornata di Totò Bruccoleri che ha esordito sulla panchina del Gela, ha esordito bene battendo per 4-1 il Camarat, ma ripeto oggi è stata soprattutto la giornata del Mazzara che si è imposto 3-0 sul Paceco e ha dimostrato che nella corsa verso la Serie D ci sono anche i gialloblu. Benissimo, allora a questo punto guardiamo subito il servizio dell'incontro Cus Palermo Libertas 2010 realizzato da Alessandro Castellese anche e soprattutto per Cus Palermo TV. Il Cus Palermo e la Libertas 2010 valevole per la quinta giornata del girone A di eccellenza 2015-2016. Andiamo a vedere la sintesi delle immagini della Cus Palermo TV. Libertas subito pericolosa al nono con Russo che ci prova dalla distanza, interviene in Senna ma è il preludio al gol che arriva al 21esimo con Piazza che con un tiro cross trova il secondo palo e la grande esultanza del numero 10 in maglia giallorossa che esulta insieme ai suoi per un gol che arriva quasi come una doccia fredda per il Cus Palermo nonostante l'equilibrio, ma ci prova Clemente al 37esimo, la sua girata viene deviata in corner e questo è l'ultimo squillo di un primo tempo col secondo che inizia nel migliore dei modi perché Iraci dalla destra mette al centro per Ferrara che viene steso in aria, nessuna protesta ovviamente da parte dei presenti sia sugli spalti che in campo, rigore nettissimo che viene trasformato con freddezza da Ferrara che spiazza il portiere avversario e riporta i suoi sul pareggio 1-1 con un gol che è il secondo stagionale per l'attaccante del Cus Palermo, il secondo su calcio di rigore e il secondo in casa in via Altofonte. L'esultanza, vediamo, inquadrato di Ferrara, di Franco Clemente, tutti gli uomini in maglia giallo-rossonera. Ci prova poi Pirrotta al quinto, la sua conclusione di sinistro però termina abbondantemente alta. Adesso è il Cus che inizierà a costruire una grande mole di occasioni perché prima è Clemente di testa, sempre sul cross di Raci a non inquadrare la porta, quindi passiamo al 18esimo dove su un corner di Rizzo la palla spiove, Ragusa non riesce a inquadrare la porta, palla alta, quindi ancora al minuto 22 Iraci che non riesce a deviare in rete, la posizione è difficile, anche la coordinazione per uno dei migliori in campo assolutamente anche oggi, sempre Iraci scatenato sulla destra, se ne va col controllo, punta all'avversario, vede poi il pallone al centro per Clemente che non ci arriva per un soffio e poi nei minuti di recupero l'ultima grande occasione, il cross di Alletto, la girata di Vitale che sfiora il grandissimo gol a volo e Cus Palermo che quindi non trova la rete che avrebbe portato ad un successo meritato per quanto visto nel secondo tempo, ma sicuramente un Cus che c'è, deve migliorare in avanti, ma può ancora fare tantissimo in questo girone A di eccellenza. Cus Palermo, tra l'altro una struttura bellissima, neopromossa, però voglio dire, non credo che ci sia drammi su un pareggio in casa, anche se venivamo da una sconfitta di 7 giorni fa. Drammi non se ne fanno, però adesso ne parleremo anche con... Sì, appena avremo il collegamento con Marco Aprile. Ne parleremo anche con mister... A mio avviso, Ettore, oggi per il Cus Palermo un'occasione sprecata. Vincendo oggi con una squadra tutto sommato, con tutto il rispetto, la Libertas, una squadra comunque di bassa classifica, modesta. Sì. Vincendo oggi il Cus poteva raggiungere il Gela a 9 punti e i ragionamenti anche perché... vedendo anche le immagini questo Cus ha veramente tanta qualità, ma sì, non voglio anticipare ora, ne parleremo. Va bene, vediamo un attimo di vedere subito tra poco, di sentire subito in collegamento Marco Aprile. Nel frattempo scambio una battuta con mister Bacca. Che bella struttura che hanno a Palermo, no? Cioè, hanno creato veramente gli elementi giusti per lavorare, no? L'anno scorso hanno vinto la Coppa e adesso campionato e Coppa hanno fatto appunto l'accoppiata
questo vuol dire che la programmazione aiuta e credo che comunque sotto questo punto di vista loro sono avanti rispetto al catanese, al ragusano e forse anche al messinese. Di una struttura, il CUS sono delle strutture universitarie, Universitarie, certo, sono chiaro. delle strutture attrezzate in tutto e per tutto, quindi non ci si può allenare in campo, si va in palestra, non si può allenare in palestra. Sarebbe bello che un allenatore insomma, avesse tutte queste possibilità. Stiamo organizzando come Milanello il new team Anello. Ah, bene, simpatico questa cosa. Dovremmo avere in collegamento adesso il mister Marco Aprile. Mister, mi senti? Sì, ciao. Buonasera, buonasera. Allora, parlavamo con Carmelo Puglisi, il commentatore ufficiale del campionato di eccellenza, che insomma un pareggio ci può anche stare. Certo, la vittoria vi avrebbe potuto forse probabilmente lanciare verso le zone ulteriori alte della classifica. Che ne pensi di questa partita giocata in casa contro la Libertas 2010? Ho sentito qualcosina prima di intervenire. Drammi no, certo era una partita che noi tenevamo a vincere, perché una partita in casa per una squadra come noi che punta alla salvezza sarebbe stato molto importante riuscire a centrare la vittoria, fare 2 punti in più, sì, raggiungere il Gela, andare a un punto da San Cataldete e Folgore, conta poco in questo momento, contava togliere 2 punticini a quei 40 che ci siamo messi come obiettivo per raggiungere la salvezza. È un peccato, hai visto le immagini, pur non giocando benissimo, perché comunque abbiamo cambiato qualcosina rispetto all'anno scorso, quindi abbiamo dovuto ricominciare, diciamo, un lavoro da zero. Abbiamo creato soprattutto nel secondo tempo tante palle gol ed è veramente un peccato non portare a casa i 3 punti. Sono anche partite che poi ti puoi trovare a perderle, perché magari prendi un contropiede, ed è capitato anche ieri, magari prendi un contropiede e la partita non solo non la pareggi ma la perdi addirittura, quindi drammi no, però è un'occasione persa effettivamente, quello è sicuro. Certo, Carmelo. Vedendo le immagini però ho avuto l'impressione che voi non siete partiti benissimo, avete carburato poi già dopo la mezz'ora, per quello che si è visto nel secondo tempo potevate anche vincere. Come mai, forse non è nemmeno capitato una sola volta, partite un po' con rallentatore, siete un po' un diesel, partite così e poi nel secondo tempo date il meglio? Sì, questo è vero. Noi solitamente anche l'anno scorso usciamo molto nei secondi tempi. Ora non penso che sia solo un discorso fisico, penso che quest'anno stia influendo pure un pochino un discorso mentale, perché l'approccio con la categoria nuova, noi siamo una neopromossa, una società giovane, nuova, che non è mai stata in eccellenza, con dei ragazzi, la maggior parte di questi che non hanno mai fatto l'eccellenza, e quindi magari si paga un pochino lo scotto. Poi Giusto. È un periodo questo nelle ultime 3 giornate dove veniamo puniti a primo errore. Dico, noi abbiamo fatto col Dattilo, che oggi è primo in classifica e che è veramente una signora squadra, abbiamo fatto male il primo tempo la settimana scorsa, siamo andati sotto 1-0, abbiamo pareggiato a inizio secondo tempo, abbiamo pensato che la partita la potevamo vincere, abbiamo preso un contropiede e la partita si è rimessa male. Lo stesso è successo ieri, abbiamo iniziato non benissimo, ma facendo la partita noi, a prima punizione, come voi avete visto dalle immagini, Vi hanno castigato. è un gol che non si può prendere, perché non è una punizione all'incrocio, ovviamente è un errore nostro sul quale dobbiamo lavorare, perché quella palla lì non può passare, vai sotto e ovviamente poi si mette meglio per gli avversari, perché si chiudono e tutto diventa È più difficile. Mister, è impressionante vedere ancora a 39 anni Giancarlo Ferrara in queste condizioni di forma. Sì, vi correggo, quasi 41 ormai. Hai una carta. Abbiamo festeggiato i 40. Avevamo la carta d'identità sbagliata. Io ricordavo che era un 76 a memoria degli album Panini quando giocava nel Palermo. La memoria mi ha tradito. Sì, ha tradito. Ne ha fatti già 40 l'anno scorso e va tra un paio di mesi, se non ricordo male, per i 41. Giancarlo è un professionista, sappiamo quello che ha fatto, certo. Senti Marco, l'ultima domanda e poi ti lascio. Domenica prossima avete questa trasferta a Raffadali, che non naviga indubbiamente in posizioni importanti. Insomma, qualche pensierino per portare via qualche punto, insomma, lo farete sicuramente in settimana. Sì, noi lo facciamo, noi cerchiamo nel nostro piccolo di provare a vincere tutte le partite che si presentano, perché ripeto, per noi l'unico obiettivo quest'anno deve essere quello di raggiungere la salvezza, che poi
possa passare per i play-out, questo poi lo vedremo più in là. Dico sì, il Rappadali in questo momento ha 3 punti, però in questo girone quest'anno, ed era tanti anni forse che non era così, non esistono partite facili. Se voi guardate la classifica vi rendete conto che in questo momento sotto di noi ci sono squadre come Alcamo, come Campofranco, come Mussomeli, che è forse una delle più forti squadre di questo girone, e Mussomeli ha 3 punti. Quindi non sarà una partita facile, poi andare a giocare fuori casa, sono campi. E poi in fondo siete soltanto alla 5ª giornata, quindi ancora c'è tempo per programmare altre idee. C'è tempo. Benissimo, grazie Marco, buon lavoro e buona partita, la prossima domenica. Grazie a voi, grazie a voi, una buona serata a tutti. Grazie. Marco Aprile, allenatore della squadra di Palermo, il CUS Palermo, che appunto ha pareggiato in casa contro questa Libertas 2010. Erano 2 neopromosse, tra l'altro. Tanto il Racalmuto, detto zitto, è partito molto male, aveva fatto 0 punti nelle prime 3 partite, ma trascinata da questo Cosma, che secondo me è uno dei giocatori più interessanti che ci sono in Sicilia dal punto di vista tecnico, piano piano si sta tirando su e ha già raggranellato 4 punti. È vero. Una battuta anche con il direttore sportivo del Calcio Vittoria, che insomma ha assaporato il Vittoria, indubbiamente grandi numeri quando era tra i professionisti. La struttura di Palermo è una struttura che fa capire che la programmazione aiuta. Una battuta veloce, poi insomma approfondiremo il tutto. Vittoria, la struttura ultimamente mi sembra un po' leggermente abbandonata, o sto sbagliando? Vittoria campo, stadio comunale. No, diciamo che da qualche mese che stiamo cercando di curare il manto erboso del comunale. Insomma, riprenderete bene quel manto. Sì, abbiamo già un giardiniere che ci sta, come dire, aiutando, collaborando nella... Ha visto la bella struttura di Palermo? Sì, bella. Un terreno meraviglioso. Anche se oggi secondo me il futuro sono i campi. Sintetico, questo l'abbiamo sempre detto. Bene, allora chiudiamo dunque la parentesi dedicata alla girone A, subito il girone B, e abbiamo la nostra Jenny che ci legge i risultati di questa giornata, la giornata numero 5. A te Jenny. Acireale, Forza Calcio Messina 0-0, Atletico Catania, Sporting Via Grande 0-3, Modica, Sicula Leonzio 0-1, Rocca di Caprileone, Città di Rosolini 4-2, Palazzolo Catania San Pio X 4-1, Sporting Taormina, Orlandina 2-0, Milazzo, Igea Virtus 0-1. Troina, Giarre 1-0. In classifica continua a sorprendere il Rocca di Caprileone, adesso con questa vittoria sonante nei confronti della Città di Rosolini, balza da solo in vetta in questo girone B del campionato di eccellenza. Guardiamo la tabellina completa. Rocca di Caprileone 13, Troina, Sporting Via Grande, Sporting Taormina 12, Sicula Leonzio 11, Igea Virtus 9, Acireale 8, Rosolini 7, Catania San Pio X 6, Palazzolo Giarre 5, Forza Calcio Messina 4, Modica 3, Atletico Catania 2, Milazzo 1, Orlandina 0. E adesso lettura del tabellino per quanto riguarda la prossima domenica, 6ª giornata, domenica 18 ottobre 2015. Questi gli incontri: Catania San Pio X Milazzo, Città di Rosolini Sporting Taormina, Forza Calcio Messina Palazzolo, Giarre Rocca di Caprileone, Igea Virtus Modica, Orlandina Acireale, Sicula Leonzio Atletico Catania ed infine Sporting Via Grande Troina. È proprio su questo risultato che potrebbe insomma, smuovere la classifica. Sporting Via Grande Troina, probabilmente gli altri ci cuciranno dei risultati a loro favore. Sicuramente Ettore, questa è la partita fra le 2 rivelazioni, perché dobbiamo essere molto onesti: a inizio campionato nessuno avrebbe scommesso sul Troina di Peppe Pagana, ma devo dire a maggior ragione sul Via Grande. Io devo dire, quando si parlava di pronostici quest'estate sul campionato, il girone B di eccellenza che iniziava, molti già davano il Via Grande spacciato, anche già in promozione. Si era detto che avevano smobilitato, invece non è vero niente. Il Via Grande ha fatto un lavoro negli anni molto
attento sui giovani, ha sempre ragazzi nuovi pronti a mettersi in luce e con qualche innesto importante sono riusciti a costruire una squadra competitiva. La copertina non può che essere anche oggi per il sorprendente Rocca di Caprileone, sì, che oggi ha battuto 4-2 il Rosolini, il pronostico era schiacciante a favore dei peloritani, ma comunque sia il Rosolini è una squadra che anche se fuori casa soffre molto, vende cara la pelle, ma un plauso comunque lo merita anche lo Sporting Taormina, che ha vinto 2-0 sull'Orlandina, partita ampiamente abbordabile, ma dobbiamo ricordare che senza i 3 punti che ha perso per via del ricorso della Sicula Leonzio, oggi la squadra di Marco Coppa sarebbe a punteggio pieno, e tra l'altro un campionato veramente dove tutti i pronostici sono stati ribaltati. La Cireale oggi ha pareggiato con il modesto Forza Calcio Messina 0-0 al Tupparello, la Sampio X perde male 4-1 sul campo del Palazzolo, una crisi vera e propria. Il Milazzo perde il derby con l'Igea Virtus, ma non è tanto la sconfitta con l'Igea Virtus, tanto vedere le squadre che sembrava tra le favorite, assolutamente priva di un'identità, insomma. E poi c'è il ritorno di Pippo Strano a Palazzolo, che ritorna in corsa con questo importante allenatore, no? Subito il segnale è arrivato con questa vittoria, devo dire. Tutti quelli che erano i pronostici, tutte quelle che erano le gerarchie di questo campionato sono state ribaltate, il che è buon per noi, perché lo rende più interessante dall'esterno per chi lo deve commentare, per chi lo deve seguire, per gli appassionati di calcio in genere. Interessante a tal punto, Presidente Vitale, che il Modica, perdendo oggi in casa con la Sicula, è fermo a 3 punti. Mi auguro che non ci sia un'altra ennesima crisi in casa Modica. Il Modica è tra le nobili che stanno decadendo, che stanno deludendo. Infatti abbiamo qui Vittoria che vuole risollevarsi, Ragusa con 3 squadre addirittura in promozione, che ha degli obiettivi importanti. Lei è una società neoproposta, però credo che sia una società che ha voglia veramente di mettersi in gioco. Questo Modica, lei che ne pensa? Cioè, non vorrei che fosse un'altra ennesima stagione, i poveri tifosi del Modica sono disperati al pensiero di rivivere le stesse cose della scorsa stagione. Partito tardi il Modica quest'anno, è partito anche, secondo me, non avendo ancora le idee chiare. Ed è difficile in un campionato partire così e poi soprattutto in eccellenza, fare risultati subito. Però io penso che... Ottimista? Sì, sono ottimista perché hanno un buon tecnico e speriamo che Lucenti, riesce a fare un buon gruppo. Sì. Non è riuscito a salvare la squadra, però si era visto il buon lavoro che aveva diciamo fatto. Che il tecnico ci diciamo che Lucenti è un uomo di calcio. Lucenti è un uomo di calcio navigato e tutto sommato il Modica delle buone individualità, penso a Samuel Amraoui, a Costa, a Cordova. Stiamo parlando che la società che deve essere organizzata, che insomma abbia degli obiettivi ben precisi, perché poi alla fine a soffrire sono i tifosi. L'anno scorso insomma noi di penalty li abbiamo seguiti, hanno avuto un campionato di sofferenza totale, si sono salvati per il rotto della cuffia, nei confronti proprio di un Vittoria che a sua volta era già disperato. Fabrizio. Io ho visto la finale play-out. Qui a Modica e vedere i tifosi che guardavano la partita dall'alto della montagna, perché li vedevamo fuori dal campo, cioè erano praticamente nel costone fronte campo. C'era questa spaccatura, no, con la dirigenza. Diciamo che fa male al calcio fa male a Modica e al calcio modicano. Di tutto anche insomma l'ambiente ragusano soprattutto, no? Perché Modica, Vittoria, Comiso, Scicli sono state delle realtà importanti. E sono delle società che dovrebbero cercare di tornare. Per non parlare del Ragusa, no? Insomma. Ovviamente, sono delle società che dovrebbero cercare di tornare quanto più Ci vogliono presto. delle svolte anche economiche probabilmente. Sicuramente. Allora, abbiamo chiuso anche la parentesi del campionato di eccellenza, quindi congediamo il nostro Carmelo che rivedremo la prossima settimana. Sarà un'altra settimana intensa perché con un turno infrasettimanale dell'interregionale sicuramente scopriremo un'altra classifica. Sicuramente potremmo trovare già una classifica con delle posizioni diverse. Benissimo, grazie a Carmelo Puglisi. Parola a questo punto alla nostra Jenny, vediamo se ti sei ricordata di nuovo il numero per mandare il selfie. Allora, il numero è 336 92 07 27. Oh, ci sei riuscita, adesso lancimi la pubblicità. Così saluto i nostri spettatori per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Benissimo.
un buon viaggio. Venite da Aton Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Aton Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Aton Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Aton Viaggi, info 095 21 1440. Questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta ogni domenica a partire dalle ore 19 sino alle ore 21. Siamo anche in replica domenica sera dopo la mezzanotte e vi do anche altre informative riguardo le altre repliche. In replica sul canale 605 Mediterraneo Sat il lunedì alle 21:30 ed il martedì alle 11:30. Un'altra ulteriore replica il martedì su Mediterraneo News, canale 694, il lunedì alle 14, insomma non ci perderete sicuramente. È da notare anche che siamo su Sky, mi avvicino nel frattempo anche al nostro Antonio Lapisarda che ci vuole comunicare che siamo sul canale 823 di Sky. Benissimo, tu hai Sky? Sì. Benissimo, ma chi è che non c'ha Sky? In HD ci potete seguire 24 ore su 24. Allora, diamo il benvenuto al nostro Antonio Lapisarda, con lui parleremo del campionato di promozione, dei 4 gironi del campionato di promozione. Allora, buonasera Ettore, buonasera a tutti i telespettatori e buonasera anche ai tuoi ospiti. Benissimo. Allora, aspetta un attimo. Vabbè, io parto subito. Senza fretta, anche perché dobbiamo fare un cappelletto iniziale importante. E qui, insomma, i nostri ospiti ne sono stati protagonisti purtroppo in una situazione un po' brutta, nel senso che avete recuperato la partita col Comiso, che era stata rimandata domenica per la nota purtroppo negativa della morte di Beppe Borghese, e praticamente, no, Borghese, giusto, scusami, Borghese, e c'è stato questo incontro quasi surreale nella parte iniziale. Abbiamo anche tra l'altro delle immagini che adesso andremo a vedere. Fabrizio, una tua sensazione, perché è stata veramente una partita che inizialmente era quasi surreale, no? La sensazione intanto è stata di incredulità al momento in cui ho saputo la notizia, anche perché domenica scorsa, sì. Domenica scorsa, in tarda serata, il mister era stato uno tra i miei grandi allenatori, una grande persona, e a Comiso io entrando respiravo l'aria di come se lui ci fosse, e non lo dico per retorica, perché conosco l'ambiente di Comiso, quindi era un ambiente in cui lui ne faceva parte integrante. Assolutamente, è difficile preparare una partita e andarsela a giocare infrasettimanale dopo, insomma, una settimana drammatica indubbiamente anche per tutta la società del Comiso, no? Sì. Ritrovarsi poi a dover giocarla per forza è sicuramente qualcosa che lascia un segno. Sicuramente lascia un segno ed è stata, appunto, noi abbiamo dato la nostra disponibilità come società a posticipare l'evento, è stato abbastanza emozionante. Il risultato è passato poi, insomma, in secondo piano sicuramente. Il risultato è passato, anche se poi la partita l'avete giocata. La partita è stata giocata al 100%, alla fine poi si può recriminare sul risultato, ma la partita è stata giocata da entrambe le formazioni al massimo. Presidente, non era importante poi alla fine sicuramente quel risultato, era importante essere presenti in un momento particolare, drammatico indubbiamente per la famiglia di Beppe, anche per la società che si è vista, insomma, mancare in un pilastro qual era Beppe appunto a Comiso. Sì, abbiamo voluto onorare una grande persona, un grande tecnico, un grande uomo. E anche la società che ha avuto questa negatività in questo momento, abbiamo rispettato anche il loro volere di posticipare la partita per fare in modo che si preparassero per poter giocare una buona partita anche loro.
Va bene, tra l'altro vogliamo anche sottolineare che noi di Penalty la scorsa settimana abbiamo preparato, mandato in onda un video che è stato super cliccato nella pagina Facebook di Penalty, a dimostrazione che anche nel Comisano ci seguono in tantissimi e che hanno apprezzato l'omaggio che noi di Penalty abbiamo voluto realizzare. Era il minimo che potevamo fare per un nome che è stato importante per il calcio siciliano, ma in modo particolare il Comisano lo conosceva molto bene. Beppe. È stato un video veramente toccante, importante per una persona importante. È vero, è vero, è vero. Va bene, cambiamo pagina e diamo i risultati adesso del girone A del campionato di promozione, lo facciamo subito con Jenny e poi abbiamo il commento tecnico di Antonio Rapisarda. Allora, Borgata Terrenove, Nuova Sancis 0-1, Castellamare Ares Menfi 0-0, Cefalù Bolognetta 2-3, Città di Carini Monreale 3-2, Città di Casteldaccia Real Finale 4-1, Prizzi Audace Partinico 1-2, Pro Villabate Ribera Marmi 1-4. Da sottolineare che in classifica questa vittoria fuori casa della Riviera Marmi praticamente fa sì che la squadra raggiunga la vetta di questa classifica. Il commento di Antonio. Esattamente, era già capolista dalla settimana scorsa, una squadra che magari sta sorprendendo tanto, però sta facendo veramente molto bene, un buon tasso tecnico. Chiamiamo anche la schermata della classifica nel frattempo? Esatto. Esprime anche un buon calcio, ma ancora più sorprendente è il risultato che avviene della Nuova Sancis, che anche di misura va a vincere per 1-0 e si propone a un punto dalla Riviera Marmi, quindi Nuova Sancis e Riviera Marmi sono la rivelazione di questo campionato. Assolutamente, tra l'altro la Nuova Sancis neopromossa, ha vinto il campionato la scorsa stagione. Vabbè, abbiamo avuto qualche problema a mandare la schermata. Velocissimamente facciamo una cosa, mandiamo la pubblicità così poi subito andiamo a raccontare gli altri 3 gironi, va bene? Anche perché poi insomma in modo particolare parleremo del girone C, qui abbiamo insomma la New Team Ragusa che viene fuori da una sconfitta, ma non mi sembrano tanto disperati, quindi questa è una cosa positiva, no? Penso proprio di sì. Benissimo, allora Jenny mi lanci la pubblicità, io mi avvicino per farti lanciare la pubblicità, però non devo dire niente, ok? No, volevo semplicemente ricordare sempre ai nostri amici che ci seguono da casa il numero di cellulare 336 92 07 27. Per che cosa? Per un semplice selfie, così noi magari li saluteremo in diretta. Bene. Allora cari amici, torniamo tra pochissimo, pubblicità. Il calcio dilettantistico a Penalty in diretta su Video Mediterraneo ogni domenica sera a partire dalle ore 19. Stiamo parlando del campionato di promozione, lo facciamo ancora con Jenny che ci legge i risultati del girone B appunto del campionato di promozione. Iniziamo con Barcellona, Pozzo di Gotto, Merì è stata rinviata. Camaro, l'iniziativa 2-5. Città di Messina, Acque Dolcese 3-2. Città di Mistretta, Città San Filippo del Mela 3-2. Ionica, Sand'Agiolese 1-2, Sinagra, Pistunina 0-0, Torre Grotta, Messana 2-0 e invece ha riposato Città di Sant'Agata di Militello. In classifica abbiamo questo Mistretta che vincendo di misura nei confronti della Città di San Filippo del Mela raggiunge la vetta. Antonio. Esatto, c'è un cambio alla vetta, prima c'era il Città di Sant'Agata di Militello, poi questa giornata ha riposato e quindi le inseguitrici ne hanno approfittato proprio per balzare in testa. Ne ha approfittato Città di Mistretta, ma teniamo anche gli occhi puntati su questo Città di Messina che sta facendo bene, è al secondo risultato utile consecutivo e oggi ha fatto una bellissima partita per 3-2, ha vinto e quindi si propone come una seria contendente per il campionato. Tra l'altro questo è un girone sempre molto difficile, quello messinese, perché le squadre vogliono tutti insomma, essere protagoniste, tutte vogliono essere protagoniste e quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta.
è una classifica molto compatta, molto stretta e può succedere qualsiasi cosa. È vero, è vero. Passiamo adesso al girone C, un girone prettamente catanese, subito i risultati insieme alla nostra Jenny. Aci Sant'Antonio Biancavilla 2-0, Adrano Belpasso 0-2, Belvedere Real Avola 0-0, Città di Catania Real Aci 5-1, Città di Mascalucia Sporting Trecastagni 0-0, Real Città di Paternò Pachino 2-1, San Gregorio Atletico Pedara 1-1 e invece si è riposato il New Pozzallo. Allora, in classifica abbiamo lo stop del Biancavilla che perdendo in casa dell'Aci Sant'Antonio ha perso l'imbattibilità, rimane in vetta, però adesso il Real Avola è a un passo perché ha 11 punti. Esatto, l'Aci Sant'Antonio ha fatto veramente una bella partita, ha sconfitto la capolista e ora anche lei si propone in zona playoff in maniera molto concreta per far bene in campionato. C'è da menzionare che anche Real Avola sta facendo molto bene ed è un campionato che con questa sconfitta si è riaperto tantissimo. Certo. C'è da menzionare la sconfitta, l'ennesima sconfitta dell'Adrano. In settimana ci sono state le dimissioni di mister Damiano Proto, una squadra che veramente all'inizio di campionato puntava a far molto bene. È successo qualcosa, perché evidentemente... credo che magari abbia fatto, non sono un giudice, però magari ha fatto il passo più lungo della gamba e magari sta per scivolare. E quindi a questo punto deve ricominciare a pensare di riorganizzare tutto il gruppo. Credo che debbano ridimensionare le pretese e magari essere più concreti in campo, far bene, perché l'organico è veramente di valore ed è veramente un risultato che va molto stretto sia alla città di Adrano che anche alla squadra stessa. Sottolineiamo anche lo Sporting Trecastagni che oggi ha pareggiato a Mascalucia ma che rimane comunque un outsider importante. Esatto, è stata una partita molto noiosa. Il Trecastagni veramente ha dimostrato di essere una grande squadra ma in maniera molto tecnica. Il Biancavilla però come squadra di casa ha affrontato in maniera a viso aperto la partita, però non sono riusciti a farsi male, è stata una partita molto tattica, diciamo un po' bruttina da vedere dagli spalti, però è stata una partita dove le due squadre hanno veramente dimostrato un grande valore, ma dal punto di vista di punteggio non è stato un granché. Voglio fare una domanda velocissima al presidente Vitale della New Team Ragusa. Avola, insomma, forse quest'anno è la volta buona per ritornare in categorie che probabilmente gli appartengono, Presidente. Sicuramente, già l'anno scorso... È contento che l'Avola... Io sono contento per le squadre siciliane della nostra zona, diciamo, della nostra provincia. Però Avola in modo particolare credo che manchi al calcio di eccellenza. È stato sempre una squadra che ha avuto altre... Si sono riorganizzate, questa è una cosa importante, no? Quest'anno sì. È vero. Bene, adesso parliamo del girone D, quindi parleremo anche della New Team, guardiamo i risultati, poi guarderemo anche qualche immagine e sentiremo anche due interviste piccanti, l'allenatore del Macchitella Gela e l'allenatore della Nissa che, insomma, questa domenica, anzi sabato, perché hanno giocato sabato, ha perso l'imbattibilità. Risultati insieme a Jenny. Aragona Casteltermini 1-1, Atletico Caltanissetta Comiso 1-0. Macchitella Gela, Nissa 0-1, Marina di Ragusa, Ragusa 0-2, New Team Ragusa, Atletico Gela 0-3, Ravanusa, Licata 0-1, Santa Croce, Canicattì 1-2 e invece si è riposato la Polisportiva Palma. Benissimo, in classifica l'abbiamo già anticipato, la Nissa perde, la Nissa ha vinto per l'ennesima volta. Ho sbagliato allora, ho detto tutto al contrario. Beh, è alla quinta vittoria consecutiva su 5 giornate, su 5. Sta veramente facendo la differenza. Contro un Macchitella insomma che ha qualche cosa da recriminare. Credo proprio di sì, però lo Sporting Club Nissa sta facendo veramente bene, è una squadra ben organizzata, un ottimo allenatore, una squadra ben messa in campo, è una squadra che sta facendo la differenza e si vede, è a 15 punti meritatamente, le inseguitrici sono a 4 punti di distacco, c'è tanto lavoro da fare per le inseguitrici ma la Nissa sta veramente facendo bene, complimenti a questa squadra e complimenti a questa società che sta facendo veramente bene. Ha qualche cosa da recriminare, come abbiamo detto, anche l'allenatore del Macchitella Gela che insomma sperava di portare a casa quantomeno un pareggio, non è stato così. Guardiamo le interviste e poi le commentiamo in studio con i nostri ospiti. Io ho visto una partita
una buona partita da parte dei miei giocatori, giocata sotto tutti i punti di vista in maniera perfetta, sul piano atletico, sul piano tattico, non posso dire niente ai miei giocatori. Se c'è stata una squadra in campo, c'è stata solo il Marchitella Gela. Mi aspettavo molto di più da parte della Nissa, ma non posso dire niente ai miei giocatori. Abbiamo giocato per 95 minuti nella loro metà campo e senza far toccare la palla alla Nissa. Purtroppo nell'unica occasione, l'unico calcio d'angolo avuto durante la partita, ci hanno fatto gol nel secondo tempo. Sicuramente non meritavamo assolutamente di vincere. Il Marchitella ha giocato meglio di noi abbiamo fatto male, abbiamo giocato male, paura di vincerla, paura non so di che cosa, però mi aspettavo una prestazione positiva, anche perché il campo che ci fa giocare, tecnicamente ritengo che siamo più forti del Marchitella, quindi purtroppo dico, da prendere oggi c'è solamente il risultato. Se ora siamo passati da una squadra imbattibile, inarrestabile, a una squadra che se mi dice che non meritavamo sicuramente sono d'accordo, però dico da qua a dire che ragazzi la prestazione così ci può stare, sicuramente dobbiamo lavorare sempre tanto e quindi come non eravamo inarrestabili e raggiungibili prima, noi siamo una squadra normale come tutti gli altri che in questo momento sta facendo bene e che dobbiamo essere sempre umili perché noi non siamo né protagonisti né coloro i quali devono vincere il campionato, noi dobbiamo fare il nostro campionato, quindi probabilmente questo peso ora sta cominciando a essere nella testa dei ragazzi molto un'influenza negativa devo dire, quindi noi dobbiamo giocare partita dopo partita e da questo momento ritengo che la cosa più giusta da fare è non guardare la classifica assolutamente. E invece secondo me la classifica la deve guardare il mister, perché insomma con 15 punti non può dire che sta andando male. Io credo che il mister stia facendo molta pretattica, io penso che gli faccia molto piacere, anche ai giocatori gli faccia molto piacere essere primi in classifica, aver vinto 5 partite su 5. È normale che magari la cosa che mi fa ridere è vedere magari che l'allenatore non dica che sia scontento della partita e del risultato. Ben venga, ben venga. Marchitella Gela che piange, però va bene. Però ha giocato molto bene, questo è vero. È vero. Allora adesso dovremo avere un collegamento telefonico con il nostro inviato che ha visto la partita del New Team Ragusa contro l'Atletico Gela, squadra che vi ha portato via 3 punti, 3-0, risultato abbastanza pesante, poi ci direi la tua caro mister. Vediamo un attimo se abbiamo il collegamento con Andrea. Vabbè, allora nell'attesa la domanda la faccio subito al nostro Fabrizio Vacca, il mister. 3-0, che è successo? 3-0 è un risultato che non si può discutere, evidenzia diciamo che come se ci fosse una sola squadra in campo. Eppure? A mio modesto avviso non è stato così, perché noi abbiamo condotto per i primi 30-35 minuti, abbiamo fatto delle buone giocate, abbiamo sfiorato il gol più volte, poi ci sono stati degli errori che avete pagato caro. Errori individuali che non ti aspetti e che in 10 minuti ti portano dallo 0-0 al 2-0. E quindi è più difficile poi recuperare? Secondo tempo io ho visto sempre un grande carattere da parte dei miei, una voglia di reagire e se non fosse stato per una grande parata del portiere e un'altra versa che ci è stato ostile, potevamo rientrare in partita. Allora abbiamo il collegamento con Andrea Lovento che è il nostro inviato per la zona di Ragusa, ha visto la partita. Andrea, ci sei? Sì Ettore, buonasera, ci sono, buonasera anche ai nostri telespettatori. Allora Andrea, è stata una partita che come ha detto il mister ha avuto varie sfaccettature, 0-2, poi è stato difficile recuperare, qualche cosa da recriminare c'era, però probabilmente il Gela ha fatto la sua partita e si è portato a casa i 3 punti. Tu come l'hai vista?
Ma sì Ettore, diciamo che è stata una partita strana nel senso che i valori tecnici delle due squadre sono state pressoché uguali, e anzi se devo dire insomma la mia opinione, la New Team è stata, ha un valore tecnico superiore all'Atletico Gela, se pensiamo che insomma in rosa ha giocatori come Bonarrigo, Pellegrino, Bufalino, Valentino Conti in difesa. Però è chiaro che insomma, la New Team forse ha mancato insomma, il coraggio, la New Team ha peccato un po' di superbia, invece l'Atletico Gela allenato da mister Peppe Misiti è venuto all'Aldo Campo È con stato grande cinico, coraggio. è stato un gruppo cinico, dicevo, è stato un gruppo è stato cinico. molto pragmatico, cinico, è riuscito a capitalizzare le occasioni che ha avuto nel primo tempo, occasioni che sono arrivate per 2 errori difensivi. Infatti il mister l'ha detto. Sì, il primo gol è arrivato praticamente sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e il difensore Alessio Romeo non è riuscito a spazzare, è arrivato invece il difensore dell'Atletico Gela e ha messo la palla dentro. Stessa occasione poi per quanto riguarda il rigore del 2-0, un errore sempre del centrale difensivo che ha permesso alla squadra gelese di portarsi sul 2-0. Ripeto, i valori tecnici pressoché uguali, però insomma l'Atletico Gela è stato più cinico. Ecco. Più cinico, va bene, ti ringrazio Andrea per questa tua esamina completa Una della piccola partita. curiosità, se Sì. posso permettermi, Sì. Ettore, ieri in campo c'era Carmelo Bonarrigo, 40 anni, ex Gloria, che ha vestito la maglia del Ragusa, invece in panchina Peppe Misiti, insomma 10-12 anni fa tutti e due giocavano nei campi di Serie C, uno indossava la maglia del Vittoria, l'altro del Ragusa, e oggi li ritroviamo sempre in campo con la stessa grande Può succedere. Grazie Andrea, con Grazie te a voi, l'appuntamento buona serata. sarà per la prossima settimana. Nel frattempo possiamo far partire delle... Sì. Il direttore di gara. Succede. Perché, Spesso e volentieri succede. Perché sul 2-0 un rigore, a mio modo di vedere, Dubbio, gli ha tagliato un po' le gambe. inesistente, è seguito da 2 espulsioni abbastanza pesanti da parte nostra. Diciamo che è stata questa che più che altro ha fatto la differenza. La partita poi si può perdere. Certo. Quello che mi ha dato fastidio è stato questo poi. Io pregherei la regia di mandare in onda alcune immagini di questa partita e una battuta la scambiamo giustamente anche con il presidente. Squadra cinica, questo ci fa capire che il campionato di promozione spesso e volentieri le partite si perdono anche così, no? Cioè un 1-2 che ti taglia le gambe, poi recuperare è sempre molto difficile. Beh, diciamo che stiamo pagando anche lo scotto della categoria. Io non mi sono mai lamentato degli arbitri, anzi ho sempre cercato di essere solidale, però in questo campionato abbiamo notato che un pochino insomma, ci hanno penalizzato. Vi mettono in sofferenza. Sì, diverse situazioni che magari cambiano il volto della partita. Ecco. Come ieri c'è stato un probabile rigore che non ci ha dato, e dal probabile rigore poi siamo passati all'errore che ci ha fatto perdere la partita. Senta Presidente, ma questa sconfitta non pregiudica, l'abbiamo detto proprio in apertura del programma, non pregiudica comunque un vostro progetto di crescita, un vostro progetto di miglioramento organizzativo della società, no? Perché adesso a Ragusa con la realtà di altre 2 squadre indubbiamente la concorrenza è maggiore e quindi le difficoltà possono essere di più. Sì, effettivamente è un po' così, lo stiamo vivendo, ma noi andiamo avanti per la nostra strada sicuramente con quelle che sono le nostre caratteristiche e le nostre convinzioni. Abbiamo fatto una buona squadra e continueremo così, cercando di migliorare e riparare gli errori che purtroppo si fanno in campo. Presidente, voglio mettere un attimo da parte la prima squadra che è sempre molto importante. A livello giovanile come vi siete organizzati in questa stagione? Abbiamo una squadra juniores che stiamo preparando e penso che faremo come l'anno scorso un buon campionato. Benissimo, che serve da serbatoio per la prima squadra. Allora una battuta subito con Antonio e poi chiudiamo il campionato di promozione. Volevo fare una domanda ai tuoi ospiti, Sì. volevo chiedere ai dirigenti, quindi della New Team, se c'è preoccupazione dopo questi risultati, soprattutto in vista del prossimo derby con Ragusa che è una partita di cartello della prossima giornata. Presidente, No, il derby è derby. Diciamo che è una partita a parte, questa qui oggi ho visto la partita tra Marina e Ragusa, e il derby sono una partita a sé. No, noi non abbiamo grosse preoccupazioni, ci dispiace perdere le partite in questo modo, anche per errori nostri.
ci proponiamo di migliorare ogni partita, ma il derby sarà una partita diversa da tutte le altre. Sentiamo anche la battuta a mister Bacca. Sì, ripeto, a me quello che dà fastidio è non poter giocare col 100% delle nostre possibilità, non potendo appunto contare sul portiere, su Gianni Taranto e su che Valentino servono Conti, in questo momento, no? Ma in ogni caso servono, ma sono delle persone che sono un esempio calcistico per tutto anche il gruppo, per il gruppo, e lo sono sempre state, vanno fuori per una valutazione. Chiamiamola disattenzione, una valutazione leggera da parte quindi non mi permette di giocare al 100% questo derby. Vabbè, tirerai fuori qualcosa dal cielo. Sicuramente. Benissimo, salutiamo Antonio per il campionato di promozione. Grazie. E rimandiamo il tutto chiaramente alla prossima settimana. Esatto. Vedremo poi come andrà a finire questo derby. Ma speriamo bene, per tutte e due le squadre, speriamo vinca lo sport. Bravo, battuta giusta, salutiamo Antonio, Globus Magazine. Domani trasmissione alle ore 15, parleremo di questa vittoria del Catania 4-1. Ricordiamo però che siete sul web, radio web. Sì, Globus Radio Station /radio. Perfetto, benissimo. Sì, tocca a te adesso, lo so, dai. Ricordiamo il numero di telefono 336 92 07 27 per mandarci un semplice selfie. Adesso torniamo tra pochissimo, pubblicità. Vogliamo ricordare naturalmente a tutti i fedelissimi di Penalty che da questa domenica potete seguire la trasmissione tutta sul calcio dilettantistico anche sulla piattaforma Sky, canale 823. Benissimo. Buonasera Ettore, Lui buonasera è il nostro Alessio Patti che ritroviamo per parlare di prima categoria e di calcio a 5. Esatto. Però prima dobbiamo fare un approfondimento dedicato ad una scuola calcio importante sorta nel 2013. Parliamo del Real Trecastagni. I have been crazy, but that's just alright, alright. I have been lonely, but that's just alright, alright. Stadio Comunale Trecastagni, nel 2013 è nata una nuova società che punta solo ed esclusivamente sul settore giovanile. Parliamo del Real Trecastagni. Parliamo con il presidente di questa nuova società nata soltanto nel 2013. Intanto ci sarà stata pure una motivazione perché tutto ciò sia avvenuto in un piccolo centro alle porte di Catania. Beh, questa scelta da parte di un gruppo degli ex dirigenti dell'OST Trecastagni nasce dalle divergenze che sono nate con il gruppo dirigente dell'OST Trecastagni. E a seguito di queste divergenze alcuni hanno preferito non fare più calcio, altri
come noi, abbiamo creato questa nuova realtà che si chiama Realtà Castagni, che opera nel settore in questo periodo, diciamo, in questo asse di tempo che opera per quanto riguarda l'attività di base, ma i programmi sono totalmente diversi, cioè dire quelli dell'anno successivo di fare giovanissimi, di fare gli allievi e gli allievi. Questo è il programma, poi bisogna vedere quello che succede, come vanno le cose. L'idea è questa qua. Come nasce il rapporto tra il gruppo dirigenziale e questo gruppo di bambini che viene puntualmente ogni settimana nella vostra scuola? Abbiamo una parte dei bambini, dei ragazzini, sono ragazzini che già abbiamo avuto in questi 2 anni e che stanno crescendo appunto in questa nostra società, associazione. Quando parlo di crescita non intendo solo crescita come intendiamo noi, crescita nel senso più complessivo del termine, perché un bambino cresce e si educa in termini non soltanto corporei ma in termini anche pedagogici, e lo sport che vale per tutti, a maggior ragione per i bambini, è di fondamentale importanza nella loro crescita, nella loro formazione, imparano appunto a socializzare, imparano le regole che poi sono regole anche della vita. Categoria piccoli amici, categoria pulcini ed esordienti. A questo punto è importante anche la scelta dei tecnici. Sì, senz'altro, questa è la essenziale scelta che si può fare per portare avanti questa scuola e avvalersi anche dei tecnici che sono preparati, che hanno il tesserino soprattutto, e poi che hanno avuto anche dei passati in squadre d'eccellenza, promozioni. I hope you learn to make it on your own, and if you love yourself, just know you'll never be alone. I hope that you get everything you want and that you chose. I hope that it's the realest thing that you ever know. Hope you get the pretty girls that's pretty at everything. $1 million cribs, having $1 million dreams, and when you get Noi it all, togliamo dalla strada tantissimi bambini che possono anche andare in altri posti, invece cerchiamo di portarli tutti da noi perché è un aspetto sociale del discorso. All I wanted was $100 million and a bad chick. Imagine this a month, some nights it felt like that I had it. Back on the mattress, staring at the ceiling, trying to connect the dots, but it's Mister, ho visto che i ragazzi non vogliono tornare a casa, quindi evidentemente oltre ad allenarsi giocano pure. Certo, certamente, d'altra parte i bambini devono per forza giocare, è un modo per stare insieme, per divertirsi e per fare amicizia, perché devono imparare a fare amicizia. Lo sport appunto è vita e soprattutto è un fatto educativo, quindi cerchiamo di inculcare questo nel cuore dei ragazzi. Che diventa poi la cosa più importante per la loro crescita. Un bravo giocatore, se non è anche un bravo uomo, nella vita un po' carente, per tutta l'umanità serve a poco. Quindi l'importante è formare uomini, se poi sono bravi giocatori va benissimo, va meglio, e questa è anche un'altra finalità. Però l'importante è che formiamo uomini nuovi, veri, per tutta l'umanità che ne ha bisogno. Now every time I go for the mailbox,
Categoria Pulcini, anche questa è una categoria importante in una scuola calcio, con tante difficoltà, perché chiaramente i ragazzini con l'attenzione hanno qualche problema, perché giustamente tendono più a giocarsi e a distrarsi facilmente. Diciamo che infatti i Pulcini il dilemma appunto è cercare di riuscire a tenerli compatti, perché ovviamente più si è piccoli più si tende comunque a distrarsi, però diciamo che è una delle categorie più belle, perché proprio dai Pulcini si inizia poi quell'iter che porta poi alla prima squadra, quindi se si inizia sin da piccoli a fare un percorso comunque buono si possono raccogliere dei frutti. Baby, you are just beautiful from crown to your cuticles. You held down my two sons, you never frown when duty calls. You know me, I gave you more than you can handle, but you still keep a handle on it. Even when I take something beautiful and vandal on it. No more females, well how come my emails got notes on a scandal? It's like Eve with the apple, a priest in the chapel, overcome by the devil's tackle. I'm still shackled in the battle, I know I'm such a hassle. Every time I let my thoughts go, I get baffled, so I hardly pause. I just cross seas with these gnarly broads, cause it hurts me just to see what I finally lost. So I guess I'm just a fiend, consumed by the scene, the stage and the screen. Eccoci rientrati, volevo ricordare agli amici del Real Trecastagni che vedranno la seconda parte del servizio naturalmente domenica prossima. Allora parliamo di prima categoria, perché come al solito noi affrontiamo 4 gironi, un girone in modo particolare lo vivremo in studio perché abbiamo il DS del Calcio Vittoria. Allora parliamo subito del primo girone in questione. Il girone A che riguarda la zona di Palermo e Trapani. La regia può venire in aiuto con le schermate con i risultati. Eccole qua. Perché il 5 Torri Trapani conquista la vetta della classifica, anzi la mantiene rimanendo a punteggio pieno, con un bel 5-1 rifilato alla nuova polisportiva del Golfo, la doppietta di Marcantonio, Rondello, La Sala e Guastella. Portano a 9 punti la squadra trapanese, che condivide la vetta con il Cianciana, vittorioso per 2-0 contro lo Sciacca in una gran bella partita che dà una vittoria importante al Cianciana. Guardiamo la classifica, vediamo un attimo se ci mandano anche la schermata della classifica, che comunque vede appunto la squadra trapanese in testa. Esatto, ma risale anche il Salemi che spugna per 3-2 nel finale il campo del Fulgatore, e il Balestrate che con un bel 5-0 in trasferta risale in classifica e si avvicina al primo posto dopo la sconfitta della seconda giornata. Mentre invece nel girone è successo un po' di tutto, perché insomma il Calatabbiano con la vittoria fuori casa ha probabilmente sentenziato che è lei la squadra da battere. Assolutamente però sì. Che cosa è successo? Il Ciclope Bronte mantiene un ruolino di marcia importante. Il 2-1 ottenuto in casa contro il Città di Acicatena in virtù delle reti di Ruffino e di Gianluca Catania mantiene la squadra brontese prima in classifica con 9 punti a punteggio pieno, a pari punti con il Calatabbiano che con il gol vittoria di Beccaria espugna il campo della Ciplate. Questi sono i risultati che vediamo in schermata. Ettore, a questo punto io non so fino a che punto il Ciclope Bronte possa essere semplicemente una sorpresa. Non mi toccare Bronte però, No, ho allenato 2 anni a Bronte, io amo i brontesi e tifo sempre per Bronte. È un campo molto difficile, questo voglio dire che sicuramente sì, ci sta il fatto che il Bronte non sia costruito per vincere il campionato, ma Bronte è un campo molto difficile da espugnare, e quindi se consideriamo che molte partite in casa il Bronte difficilmente le perderà, guarda, il campionato può essere con sicuramente ambizioso. Ho parlato con il mister Orefici, il quale ha detto ho una squadra tutta di brontesi, e questo insomma è una cosa positiva. È importante che i giocatori diano tutto per la maglia. Senti, il Calatabbiano come lo vedi? Assolutamente favorito, comunque rimane la squadra di Calatabbiano. Benissimo, adesso passiamo al girone F, e nel frattempo questa è la classifica appunto del girone E, dove il Ciclope Bronte è in testa con il Calatabbiano 9 punti, e poi c'è anche la risalita del Milo e il Città di Acicatena, che seppur
sconfitto a Bronte, credo Comunque che possa sempre rimanere una squadra interessante. Sarà un girone molto equilibrato, Ettore, ma secondo me alla lunga il Calatabiano la spunterà. Passando Benissimo. al girone F, sì. abbiamo un'unica capolista che è il D'Agata, che vince lo scontro al vertice con la Real Picanello, piegando la squadra di Gravina per 2-1, ma il colpaccio di giornata lo fa il Militello, che vince per 2-1 ad Augusta contro il Megara, che rimane Megara a quota 4 in classifica, e già alla terza giornata avere un ritardo di 5 punti rispetto al primo posto non è sicuramente, facile, quindi per la squadra augustana riprendersi, però il campionato è chiaramente lungo. Squadra catanese in testa, guidata da Pippo Indelicato, che sta facendo sicuramente un inizio scoppiettante, inaspettato. Esatto, il buon cavallo si vede alla lunga corsa, ma il D'Agata è sicuramente partito molto bene e darà filo da torcere per tutto il corso del campionato. Benissimo, adesso il girone G, abbiamo anche il DS del Calcio Vittoria che ci ha detto che loro vogliono vincere il campionato, vogliono arrivare in promozione. Intanto guardiamo i risultati, così esatto, abbiamo un'idea ben precisa della terza giornata. Esatto. Eccola qua. Si ferma lo Sporting Eubea, così come il Floridia, 2 pareggi rispettivamente per 0-0 e 1-1. Ne approfitta il Perscicli, che vincendo quindi vola a quota 7 in classifica, aggancia Floridia e Sporting Eubea. Prima vittoria appunto del Calcio Vittoria, che con Cosentino e Zid all'89esimo batte per 2-1 l'Atletico Scicli e quindi conquista i suoi primi 3 punti, che sommato al pareggio della scorsa settimana si sommano e quindi diventano 3 punti dal primo posto. Comunque non sono molti, il campionato è ancora lungo, il Vittoria può vincere questo campionato. Direttore, però è anche vero che insomma questo Sporting Eubea, che l'anno scorso ha perso la finale playoff, era partito con 6 punti, 2 vittorie nette, oggi si è fermato a Firigentini, forse a questo punto deve riguardare un po' tutto il suo cammino, lo avevano troppo pronosticato come squadra da battere? È una gran bella squadra, noi abbiamo giocato con loro la prima partita, è una gran bella squadra, tra l'altro anche attrezzata da anni, che puntano sempre ai playoff, quindi è una squadra compatta, di categoria, che sa il fatto suo, ecco. È ovvio che in questo campionato comunque non c'è una squadra da battere come l'anno scorso fece l'amico Vitale Vacca, quindi c'è un campionato molto equilibrato, ecco, e quindi c'è possibilità di inserirsi un po' per tutti, ecco. E poi ci sono le 3 realtà di Scicli, no? Sì, abbiamo oggi l'Atletico Scicli, ma l'Atletico Scicli quello che secondo me è più preparato, perché lo scorso anno ha fatto anche i playoff e quindi ritengo che sia una squadra molto preparata, ha giocato bene, abbiamo vinto oggi con il cuore. Direttore, però prima fuori diretta ci ha detto che voi comunque volete vincerlo questo campionato, perché la promozione vi manca. È ovvio che la prima categoria ce lo impone la città, ce lo impone il blasone, ce lo impone il blasone, ce lo impone la città. Oggi c'erano 500 spettatori a Vittoria per una prima categoria, è stato bello, è stato entusiasmante e anche emozionante, ecco. Benissimo, perfetto. Voi siete d'accordo con il fatto che Vittoria debba assolutamente rientrare nel calcio che conta, dopo la parentesi della vecchia struttura, perché il direttore ha detto che adesso non c'è più nessuno della vecchia struttura, della vecchia dirigenza? Fabrizio, manca? Assolutamente sì. Vittoria, fra l'altro, è stata una delle mie squadre. E quindi giustamente quindi spero che possano risalire al più presto, anche perché sono una società di persone amica, veramente società amica vostra, amica anche del presidente? Vi manca un po' Vittoria, gli scontri con Ragusa? È stato l'anno scorso un bel duello, è stata l'unica squadra che ci ha fermato, diciamo, sul numero delle vittorie, e quindi giustamente ricordiamo molto bene. Allora noi ci fermiamo perché tra poco parliamo di calcio a 5, tra l'altro faremo un collegamento con un delegato importante del calcio a 5, il dottor Ranno, il marasma di questa perché settimana riguardo ai tesseramenti. È successo un casino, lo possiamo dire, la parola giusta. Io ho usato marasma, però forse il tuo termine è quello più inquadra appropriato. meglio la situazione. Parola alla nostra Jenny che ci lancia la pubblicità, ci lancia anche il numero e se abbiamo tempo, promesso, facciamo vedere qualche selfie che ci è arrivato. Infatti. Allora, mandateci selfie al numero 336 92 07 27. Vi raccomando, restate con noi, pubblicità.
Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la domenica in diretta alle 19, in replica anche dopo la mezzanotte sul canale 11 appunto di Video Mediterraneo. Parliamo di calcio a 5 e il futsal per essere più esatti, dico bene? Esatto. Solita finestra, seppur stretta, speriamo di allungarla sempre di più di domenica in domenica. Parliamo del campionato di serie C1. Il massimo campionato sì. regionale che ha visto ieri disputare la seconda giornata con la Mabonat che già dopo 2 giornate conquista la vetta solitaria battendo per 6-1 l'Ennese, la regia può aiutarci con la schermata, il 6-1 all'Ennese, doppietta di Di Trapani, migliore in campo con giocate straordinarie, trascinando una squadra che ha comunque un collettivo importante. Ritorna alla vittoria il Mascalucia per 5-1 contro l'Argirium, prima tripletta in maglia biancazzurra per Finocchiaro, punto d'oro per il Gela che ringrazia il proprio estremo difensore invincibile di nome e di fatto, è vero. Che è contro un Cus Palermo veramente eccellente ma poco cinico sotto rete. Punti salvezza per Leonforte che batte per 6-2 il Camarina e per Marsala Futsal che batte per 4-2 la Peloritana. Vediamo ma il match sì. di cartello, Ettore, era United Capaci Regalbuto che finisce per 3-3. Milio, Chiavetta e Insinga per gli ospiti sono appunto 3 gol fondamentali che fermano la favorita, ma a questo punto la Regalbuto non può più essere una sorpresa. È vero. Facciamo vedere un attimo velocissimamente la schermata della serie C1 di calcio a 5 in modo che così abbiamo un quadro ancora più completo. Esatto. Sottolineando appunto questa Mabonat in testa con 6 punti. Con 6 punti, sì, i neroverdi allenati da Mister Gallo hanno giocato una gara straordinaria contro l'Ennese, la scorsa settimana avevano vinto 5-0 contro la Real Futsal 2002, quindi non è solo una questione di collettivo ben organizzato sotto porta, ma anche in fase difensiva. Un solo gol subito in 2 gare non sono frutto del caso. Abbiamo l'allenatore della Futsal Regalbuto a questo punto, esatto, dico bene? Mister Alfredo Paniccia. Grande fan, qui abbiamo il nostro Alessio, è un fan. Mister, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera, come lei ben sa, lei ha un fan particolare che è Alessio. Alessio, la facciamo una domanda al mister allora. Ciao mister, complimenti per l'ottimo pareggio di ieri contro il Capaci. Grazie, buonasera a tutti innanzitutto, grazie. Lo so, mi fa sempre troppi complimenti, quindi a me può fare solo che piacere. Beh, il campo ha parlato, il 6-3 ottenuto con il Mascalucia e il 3-3 di ieri con il Capaci non sono frutto del caso perché la Regalbuto gioca un grande futsal. Ma allora io la domanda te la devo fare. E che cosa succede se la Regalbuto dovesse ottenere una promozione in Serie B? Che noi andiamo in Serie B. Andiamo in Serie B con una società alle spalle che conoscete benissimo, una società, una grande realtà del futsal siciliano che è stata in ambito nazionale per tanti anni, dove 4 anni fa con me e Luca Giampaolo raggiungemmo la qualificazione, anche la promozione in Serie A1 e poi per motivi che tutti ben conoscono purtroppo non è accaduto questo. Quindi la società è pronta, è organizzata per poter fare il salto di categoria. Ora, dopo queste 2 prove di forza, vi attende un filotto di partite, tra virgolette, alla vostra portata. Dico tra virgolette perché in C1 non è nulla, non si può dar nulla per scontato. Questa è una prova di forza per la vostra compagine. Assolutamente, io dico che il nostro campionato inizia adesso fondamentalmente, perché noi abbiamo avuto un inizio da calendario tra virgolette traumatico, perché abbiamo affrontato 2 delle dirette concorrenti alla promozione diretta e quindi abbiamo subito oltrepassato, io dico, perché 4 punti con queste 2 corazzate ci speravo, ci credevo. Ne avevi ben donde? Non ti ho ben capito, perdonami. Dico, ne avevi ben donde, il tuo gruppo già in Coppa Italia aveva dimostrato di essere al top in questo campionato. Abbiamo fatto i quarti di finale di Coppa con un Mascalucia di Vanzin, che saluto, che penso che ci sta ascoltando,
dove abbiamo avuto due gare molto equilibrate, fino al 58esimo del secondo tempo in gara 2 eravamo ai calci di rigore, poi abbiamo subito un gol e non ci ha permesso di provare la qualificazione attraverso i calci di rigore, però sono state due gare molto equilibrate, tanto è vero che la gara di campionato dove abbiamo vinto ha dimostrato che quelle due partite non erano un caso. Assolutamente. Io ho sempre creduto onestamente e credo che Regalbuto, insomma, come ha detto bene lei, mister, meriti ampiamente questa Serie B, che noi, insomma, noi auguriamo. Grazie. È una Benissimo. società, un presidente continuo che insieme a tutto il suo staff dobbiamo tanto perché... Dobbiamo salutarla, mister, perché abbiamo da fare anche un altro collegamento telefonico con un delegato del calcio al 5 che deve, insomma, darci dei chiarimenti su quello che è successo soprattutto in Serie C2. Grazie, in bocca al lupo per la stagione, mister. Complimenti per la trasmissione. Grazie a lei, mister. Allora, andiamo velocissimamente con il quadro della Serie C2. Nel frattempo facciamo fare subito il collegamento telefonico con il dottor Ranno, in modo che così capiamo che cosa è successo. Abbiamo 6 minuti. Vediamo se ci riusciamo a fare tutto. Esatto, vai. Partiamo dal girone A dove lo 0-91 conquista la vetta solitaria, sale a quota 10 punti in classifica battendo per 7-3 il Città di Marsala, approfitta dello stop della Real Parco, uno stop che ha del clamoroso, una sconfitta per 7-3 contro l'Atletico Palermo, un ottimo Atletico Palermo che, se consideriamo il turno di riposo, è a punteggio pieno, ma ha del clamoroso perché 7-3 è un punteggio pesante e la Real Parco comunque rimane la strafavorita di questo girone. Ottima vittoria anche per il P5 che spugna per 4-3 il campo del Villauria. Passando al girone B, Ettore, abbiamo ben 4 squadre al primo posto ed erano le 4 squadre che a 7 punti erano già prime la scorsa settimana e hanno vinto tutte e 4. L'Acragas Futsal vince per 7-5 contro il Futsal Via Grande quando perdeva per 5-4 a 5 minuti dalla fine, poi la grande rimonta, vittoria anche per Gear Sport 4-3 col Mascalucia, Sporting Soccer per 5-0, chiedo scusa, per 4-2 e vittoria anche per la Vigor San Cataldo per 7-3 sulla Ramacchese. Girone C. Girone C, unica capolista il Mortellito che vince per 9-5 contro il Montalbano, ma c'è una gara che non è stata disputata, quella tra Aci Platani e Salina, rinviata per impossibilità da parte degli ospiti di intraprendere il viaggio. Sì, il mare mosso ha impedito al Salina di prendere il traghetto, quindi da sola capolista in attesa del recupero della Ciplatani. Ne approfitta la PGS Luce per raggiungere quota 9 in classifica, agganciando il Santa Tecla che perde per 7-6 fuori casa con il Città di Oliveri. Chiudiamo e andiamo col girone D. Col girone D che ci permette di poter parlare col delegato Pietro Ranno, perché è il girone che vede intanto il Città di Scicli al primo posto con 12 punti a punteggio pieno e il Villasmundo a 10 al secondo posto, pareggio per 2-2 al polivalente contro il Catania Calcio a 5, al quale mancavano ben 7 giocatori perché non risultano tesserati, e qui il signor Ranno può chiarirci di certo la situazione. Allora abbiamo subito in collegamento Ranno, delegato FIGC per il calcio a 5. Mi sente? Sì, buonasera a tutti e buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Buonasera. Che cosa è successo, signor Ranno? Che cosa è successo? C'è stato un ingarbugliamento totale sui tesseramenti. Le do la parola pregandola magari di rientrare nel tempi perché siamo addirittura d'arrivo. L'ingarbugliamento in particolare non è che è stato una cosa, diciamo, molto particolare. Praticamente da un paio di anni a questa parte la federazione, per cercare di fare svolgere i campionati in modo regolare, quando un calciatore viene sanzionato durante la gara, i giudici sportivi, che adesso hanno un sistema, diciamo, nuovo collegato con tutte le tali, si chiama AS 400, ha l'obbligo di vedere se quel calciatore sanzionato, cioè dire o espulso o col cartellino giallo, sia in posizione regolare di tesseramento. Questo perché la federazione ha scelto di fare questo? Perché negli anni scorsi i campionati si svolgevano in modo irregolare perché alcune società utilizzavano calciatori non tesserati
o non tesserati regolarmente e quindi venivano falsati i risultati delle gare. Adesso con i nuovi sistemi informatici che abbiamo a disposizione, ogni calciatore che è sanzionato viene controllato e purtroppo non è successo niente di particolare, ma è la solita discussione che le società, dopo i presidenti che sono gli unici che possono fare società, invece di pensare agli allenatori o ai calciatori devono prendere un buon segretario che conosca le carte federali. È un problema organizzativo, qualche squadra fa diciamo gli intrallati, ma sono pochissime, tutte le altre squadre mettono giocatori non tesserati solo perché diciamo non hanno una persona all'altezza di poter svolgere questo ruolo come carte federale. Ho capito. Quindi hanno sottovalutato in un certo senso questa tipologia di tesseramento. Dicevo, hanno sottovalutato evidentemente questa tipologia di tesseramento che va specificata per bene. Io volevo chiedere... Il calciatore non tesserato può essere per tanti motivi. Certo. Uno per esempio che diciamo non hanno saputo completare la pratica, perché per completare la pratica deve uscire il Signor Ranno, verde, però... diciamo, Credo che quando si parla di un giocatore magari tesserato all'ultimo momento, l'ultimo giorno di mercato, sia un conto, ma qua del Catania si parla di ben 7 giocatori, di cui 6 tesserati ad agosto. Quindi non so fino a che punto può essere un problema delle società, magari in federazione c'è qualcosa che non va. Allora facciamo una cosa, signor Ranno. Assolutamente, è sempre signor Ranno, scusi se la interrompo. Purtroppo siamo... Ciao Ettore, mi stai riconoscendo, no? Sì, certo che la conosco, è come se la conosco bene. Io le do del lei, però ci conosciamo da vecchia data. Diamoci del tu. Infatti. Allora, senti, facciamo una cosa, siccome siamo terribilmente in ritardo, io ti chiedo la cortesia di rimandare l'ulteriore chiarimento sul quesito di Alessio, che è importantissimo anche perché molte squadre di Serie C1 ci seguono, alla prossima settimana, proprio in apertura della trasmissione, in modo che così diamo dei chiarimenti più semplice e magari arriva più direttamente ai giocatori, ai tesserati, ai dirigenti del calcio. La comunità del calcio a 5 deve sapere comunque ciò che non è andato. Purtroppo siamo terribilmente in ritardo e sono costretto a tagliarti, non me ne volere. Assolutamente, sono completamente a vostra disposizione. Benissimo, allora ci sentiremo la prossima settimana. Grazie. Una buona serata e buon proseguimento. Grazie. Purtroppo sono stato costretto a tagliare perché siamo terribilmente in ritardo. Non fa nulla. Tu sei vittima purtroppo dei ritardi accumulati durante la trasmissione, però promesso in apertura domenica prossima faremo questo collegamento con Ranno che ci darà il quadro ancora più completo e più dettagliato. Grazie ad Alessio Patti per quanto riguarda il calcio a 5, la prima categoria. Passo subito a salutare i nostri ospiti dicendo che il campionato di promozione è un campionato difficile, 30 secondi anche per Fabrizio. Sì, un campionato difficile, si può cadere, ma l'importante è rialzarsi subito. E non mollare mai. La squadra ha un obiettivo anche nel settore giovanile, so che avete fatto la Juniores, Presidente, 30 secondi. Sì, la squadra ha l'obiettivo intanto di arrivare alla salvezza nel più breve tempo possibile. La Juniores ci serve per avere sempre dei giocatori giovani. Il bacino è importante. Fondamentale. È importante questa vittoria importante di oggi che serve da apripista per una stagione, direttore? È importante per tanti motivi. L'avevo detto ai ragazzi oggi, dobbiano vincere per tanti motivi. E ce l'avete fatta, siete solo all'inizio però. Sì. Benissimo, allora salutiamo Salvatore Iapichino, direttore sportivo del Calcio Vittoria, in bocca al lupo e buona stagione, al presidente della New Team Ragusa Giovanni Vitale, grazie per essere venuti, insieme al mister Fabrizio Vacca, che vedremo martedì al corso di allenatori, il secondo modulo, anzi colgo l'occasione per salutare il presidente dell'AIAC di Catania che ha organizzato sia il primo modulo che il secondo serve per completare il percorso di aggiornamento degli allenatori di terza categoria. Il corso si svolgerà sia per quanto riguarda il primo modulo che il secondo a Catania e il secondo modulo sarà presso il Tennis Club Umberto di Catania e sarà tenuto da mister Franco Varella, che è un nome molto conosciuto. Bene. Grazie a voi e buon lavoro. Tocca a te salutare. Non possiamo mandare i selfie questa settimana, non ce ne vogliano. Non ci arriviamo mai. Non ci arriviamo mai, ma come facciamo? Non ci basta mai tempo. Pazienza. Con te ci rivedremo però fra 15 giorni. Sì, io vai in c'è vacanza, la bellissima Federica che mi sostituisce, quindi saluto tutti, buonasera e grazie per seguirci. Noi ci vedremo la prossima settimana alle 19 in diretta, di nuovo qui su Video Mediterraneo canale 11 e come tutti già ben sanno siamo anche sul canale 823 di Sky. A tutti la buona domenica, il buon proseguo e appuntamento fra 7 giorni.